Il soccorso immediato dei Bagnini non è bastato, lo hanno portato a riva usando anche il defibrillatore per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. È Trevigiana la prima vittima dell'estate sul litorale, un periodo nel quale purtroppo i malori dovuti al caldo o alle congestioni risultano fatali per molti bagnanti, soprattutto anziani. Dino Roncato di Castelfranco aveva 77 anni e alcune patologie cardiache, un abitué di Jesolo dove si recava ogni anno in vacanza con la famiglia. Era arrivato da poco e come sempre ogni mattina si recava in spiaggia per il primo bagno. La tragedia si è consumata alle 9:30 all'altezza della torretta 14 nei pressi di Piazza Brescia. La temperatura era già alta, quasi 30 gradi. L'uomo era appena entrato in acqua a una ventina di metri dalla battigia con bassa marea e profondità di circa 20 centimetri. E qui è stato visto crollare improvvisamente dai presenti che hanno chiamato subito i soccorsi. I bagnini della Jesolo Turismo, che proprio in quel momento si stavano preparando ad avviare il servizio di salvataggio, attirati anche dalle grida dei bagnanti, sono immediatamente intervenuti. Lo hanno portato a riva, hanno avviato le pratiche necessarie in situazioni di questo tipo, anche utilizzando il defibrillatore. Sembrava che l'uomo iniziasse a dare segni di ripresa. Poi però la situazione è precipitata. Sul posto i sanitari del SUEM e anche l'elisoccorso atterrato direttamente sulla battigia. Ma tutti gli interventi effettuati non sono purtroppo serviti e l'uomo è spirato. Sul posto anche la polizia del locale commissariato.